Andiamo io adesso. Ok. Mi avete ispirato il fatto di essere il segno della vittoria. Così vinceremo. È il Milano. Eccola qua. Il nostro Antonio Di Pietro, quindi chiederei... Ciao Flavio. Quindi chiederei a Flavio Gianonato e ad Antonio Albuzio di fare un breve intervento di saluto a tutti voi. Buon pomeriggio a tutti, vedo una bellissima piazza ed è una soddisfazione vederla così piena, non è una cosa che si vede di frequente. Voglio dire semplicemente che la stampa o è libera o è schierata, e lo deve dichiarare prima. Quando è schierata si sa cosa pensa, quando è libera deve rispettare il pensiero di tutti. Si capisce che è un falso quel che dicono dell'Italia dei Valori essere una formazione politica che fa solo opposizione o fa solo antiberlusconismo. Vogliamo costruire un'alternativa e vogliamo costruirla con quelle forze politiche che vediamo stanno più vicino ai cittadini e che riescono a mettere insieme la forza della sicurezza. Il Zanonato è un'espressione per come si è battuto affinché ci sia più sicurezza con i mezzi che ha a disposizione, perché se avesse molti più soldi farebbe molte più cose. Che ragionamenti su questo? Certo che se poi togli l'ICI ai ricchi e poi togli i soldi ai comuni per fare assistenza sociale, per portare le strutture agli asili e all'assistenza, è chiaro che tu hai tolto la possibilità di fare il proprio lavoro. Per quanto riguarda il programma, sia il candidato sindaco che il candidato presidente della provincia vi hanno già dato una spiegazione per sintesi, ma tutti i giorni di questo parleranno, e quindi mi riporto a loro perché noi dell'Italia è il tema che sta coinvolgendo il nostro paese, che sta sconvolgendo il nostro paese. E permettetemi allora di passare al secondo tempo, a quella della fotografia. Qui abbiamo quel che noi contestiamo, è il modello culturale che si sta sovrapponendo e sta, diciamo così, infettando la parte buona di un testimone processuale. C'è un problema nel nostro paese, c'è un problema perché vuol dire che la coscienza sociale del paese viene infettata da questo virus, e se nessuno di noi si chiede se sia possibile avere al governo uno che lo corrompe per un motivo specifico, il testimone, per occultare la sua posizione processuale in processi che lo riguardano e che riguardano l'evasione fiscale, la corruzione, la costituzione di società ufficiali all'estero. Come si può affidare il paese per fare in modo che tutti pagano le tasse in modo regolare se uno dei primi, evasore fiscale, è il Presidente del Consiglio? Come si può? A fronte di tutto questo c'è una giustizia che non funziona. Prima di venire qua ho incontrato gli agenti della penitenziaria. L'ho incontrato prima di venire qua. Una cosa incredibile, ma ho incontrato ieri i poliziotti, ho incontrato l'altro ieri i carabinieri. Questi signori tutti i giorni chiamano pacchetto sicurezza. Per chi? Della latitanza è pacchetto di sicurezza. Quale sicurezza si può garantire se si tolgono fondi ai polizia, ai carabinieri, a guardia di finanza, anche a quelli che stanno ad assistere o a ottenere in carceri i detenuti? Allora quella non è sicurezza. Tu fai una norma tanto per far credere che vuoi portare sicurezza, ma porti soltanto tensione ancora, porta ancora soltanto insoddisfazione, porti rabbia. Crediamo nell'impresa. Senza l'impresa non c'è poi il lavoro, non c'è il lavoratore, ma crediamo nell'impresa sana, nell'impresa che gioca in libero mercato, in libera concorrenza, rispettando le regole del gioco, non quelle che corrompono, non quelle che mettono la sabbia al posto del cemento. Quella non è impresa, quella è criminalità. E noi crediamo in questa impresa italiana, che sono tutte piccole e medie imprese, non grandi industrie. Anche quelle tutte da vedere. Avete visto che girone, che informazione? La Fiat ha conquistato l'America. Parliamone.
Innanzitutto con i soldi degli italiani. E siccome sono soldi degli italiani, io sono felice che la Fiat conquista l'America, ma quanti posti di lavoro ce ne viene a noi? Ma quanti posti invece di lavoro ci stai pigliando via? E allora non ho capito, nella situazione in cui ci stiamo abbiamo bisogno di mettere dei soldi degli italiani per ridare occupazione e lavoro agli americani che hanno molte più possibilità di noi, e togliamo il nostro lavoro e mandiamo in cassa integrazione i nostri. Questa è la fregatura. Io sono stato allo stabilimento Fiat a Mirafiore e sono stato alla Via Brescia. È incredibile, ci sono nello stesso tempo, a distanza di 20 metri, una linea che va in cassa integrazione e una linea che fa gli straordinari il notturno e il sabato. Certo, perché così la cassa integrazione la pagate voi e gli utili li incassa dall'altra linea. E se c'è scritto Giocondo io. Apriamo gli occhi. Sempre... L'hanno arrestato per il voto di scambio. 50 euro a voto, minimo 3.000 voti garantiti. Il problema è un altro, qual è la classe politica che ne viene fuori da questa? A chi risponde questa classe politica? A chi risponde? Italia dei Valori insieme, a Italiani di Valore. 67 candidati su 72 non sono iscritti all'Italia dei Valori, sono persone della società civile che ognuno con la sua storia personale, col suo vissuto, con il suo impegno civile, con la sua professionalità racconta una parte del programma che vogliamo portare in Europa. E così un rilancio della giustizia uguale per tutti, anche per i potenti, vede la candidatura di De Magistris. E così un rilancio della lotta alla mafia, vede la candidatura di Sonia Alfano, ma soprattutto qui, in questo territorio, vede le candidature di personalità della società civile. Il professor Bulletti è un professore che fa il medico, mai pensava di dover fare politica. A un certo punto ha detto: ma posso stare a guardare? E ha detto: mi rimetto in gioco. E Marcato, dov'è? Eccolo qui. Conosciuto anche lui, che viene dall'esperienza delle amministrazioni locali, delle amministrazioni territoriali, profondo conoscitore del territorio. Franchetto, un'istituzione per questo territorio che da sempre si è battuto per informare e per legiferare nel migliore dei modi. Questa è un'Italia di valori. Voglio dire, nell'amministrazione locale si vota all'amministrativa e facciamo in modo che delle persone di cui vi potete fidare per la trasparenza, l'efficienza e il rigore riusciranno a portare la provincia e il comune di Padova ancora in una situazione di competitività, credibilità e di punto di riferimento per quel che è la buona amministrazione del territorio. Si vota alle europee e l'Italia dei Valori mette a disposizione persone non di partito, di nomenclatura, ma persone proprio come voi. Invitiamo tutti voi ad avvicinarsi a noi e utilizzare noi come carro per impegnarvi in politica, anche voi. E poi si vota il 6-7 giugno perché è un atto di resistenza a questo governo fascista e piduista di cui vi dicevo prima. Un governo che o lo firmiamo il 6-7 giugno o già l'ha detto Berlusconi, l'ha già detto. La prima cosa che farà, cambierà la Costituzione per farsela come gli pare e piace a lui. Dopodiché, mentre nella Prima Repubblica si commettevano atti illegali per poter governare, oggi diventa pure legale perché si fa la legge per sbiancare quel che di sporco e di marcio c'è nella politica. Noi vogliamo fermare quest'opera di sbianchettamento prima che sia troppo tardi. Aiutateci, aiutate l'Italia dei Valori, aiutate Zanonato, aiutate il candidato alla provincia, aiutate Antonio a poter rappresentare e essere un punto di riferimento per l'altra Italia, l'Italia che vogliamo.